Locale a Saonara, nube visibile da chilometri 40. Vigili del fuoco per domare il rogo, 2 dipendenti intossicati. La sindaca, tenete chiuse le finestre. Il testimone, abbiamo sentito un'esplosione. Manovra errata di un pullman scolastico in gita da Novara per visitare Villa Pisani a Stra. I rami di un albero sfondano i vetri del mezzo, 14 studenti feriti. Ergastolo al 37enne marocchino che 2 anni fa pestò a morte l'anziano di Pieve di Soligo in casa. Questa mattina la sentenza di primo grado accolta la richiesta della procura. Guerriglia alle Euganeo, 17 i DASPO emessi dalla questura. 3 degli ultra catanesi arrestati avevano partecipato nel 2007 agli scontri che portarono alla morte del poliziotto Filippo Racciti. Febbre da dengue, circolare del Ministero alle regioni, potenziare la sorveglianza, implementare le bonifiche e formare il personale sanitario. Via del Mare, vertice con le segreterie dei partiti, assenti Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia è presente all'attacco della regione e degli alleati dopo il tema sanità, nuovo tassello di Tosi nella corsa a Palazzo Balbi. A Bassano intanto Carroccio e Forza Italia ufficializzano la candidatura a sindaco di Nicola Finco con DC Italia Viva e Civiche, rottura totale con Fratelli d'Italia. Festa dell'albero di Legambiente, insieme ad Elisa, la cantautrice ha partecipato alla messa a dimora di 65 nuovi alberi a Padova nel parco agricolo del Basso Isonzo, un'area sottratta a consumo di suolo e cementificazione. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal Padovano, siamo a Saonara dove questa mattina è divampato uno spaventoso incendio che ha distrutto un capannone industriale. Partiamo da qui. Ore 10, una colonna di fumo nero visibile da chilometri si alza da un capannone di via Liguria a Saonara, da un'azienda che produce stand fieristici e da un deposito di pneumatici. Un fumo nero e denso, tanto da coprire il sole. Abbiamo capito che stavano facendo dei lavori sul tetto e sembra che per cause che dobbiamo accertare qualcosa sul tetto ha preso fuoco, è entrato all'interno del capannone e da lì gocciolando gocce appunto di plastica incendiata ha innescato l'incendio da una parte del capannone che poi si è propagato anche all'altra metà di capannone. Abbiamo subito allertato gli enti competenti, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri che sono subito giunti sul posto, stanno facendo tutti gli interventi di spegnimento del fuoco. Si sentono anche dei boati, i primi ad intervenire sono i dipendenti dell'azienda vicina, poi subito i soccorsi dei vigili del fuoco. Lo vedete, è una grande autobotte che porta molta acqua perché è quella che è stata necessaria per spegnere questo incendio. Molte le squadre impegnate, arrivate da Padova chiaramente, ma anche da Rovigo, anche da Venezia, insomma è stata un intervento corale. È stata una sinergia forte di tutte le forze dell'ordine, i vigili naturalmente, tutte le forze dell'ordine, vedo anche la protezione civile, la polizia locale, sono intervenuti anche i vicini diciamo dell'azienda che sono stati i primi soccorritori. Più di 40 i pompieri intervenuti da tutte le province del Veneto. Subito si sono mossi i tecnici dell'ARPAV per monitorare lo stato dell'aria e dell'acqua. Il sindaco, in via precauzionale, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad evitare di raccogliere gli ortaggi. Due persone sono state portate in ospedale per una leggera intossicazione da fumo. Il bilancio però poteva essere decisamente peggiore. Sentiamo allora le voci sul posto raccolte dal nostro Francesco Rattai. Noi con altri colleghi siamo intervenuti a aprire gli idranti della nostra fabbrica e a spegnere l'incendio. Cercare di domarlo, provare a domarlo finché non sono arrivati i vigili del fuoco. Cosa avete sentito? Abbiamo sentito delle esplosioni, abbiamo visto l'incendio e abbiamo provveduto. Siamo messi in operatività. Sono stati dipendenti del capannone vicino i primi a portare aiuto per domare l'incendio della ditta Max Stand di Saonara in provincia di Padova. Sono stati sentite anche delle esplosioni. Da una prima ipotesi dentro al capannone c'erano dei veicoli. Abbiamo radunato il gruppo fuori nel punto di ritrovo e poi abbiamo agito con la squadra di primo soccorso con le manichette nostre.
praticamente abbiamo visto questa nube di fumo nero che si alzava e subito abbiamo aperto la porta di sicurezza e ho avvisato subito i miei colleghi di uscire subito, perché ovviamente si sentiva anche parecchio caldo dal capannone che ha preso fuoco. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto, ma la paura è stata tanta. C'è stato parecchi boati e uno principale all'inizio, e dopodiché ovviamente abbiamo preso un po' di paura e siamo scappati fuori perché La paura era molto. sì, assolutamente. In quanto tempo sono arrivati i vigili del fuoco? Beh, sono arrivati presto, hanno fatto la tempestività, è stata veramente ottima. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel parcheggio di Villa Pisani. Siamo a Stra, dove un bus con a bordo 35 studenti in gita scolastica e 4 insegnanti facendo manovra ha urtato un albero ad alto fusto. I rami hanno sfondato le vetrate laterali del pullman ferendo 14 ragazzi. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mestre assieme al personale sanitario del 118. Gli studenti feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave, sono stati fatti salire su un bus dei vigili del fuoco e portati per le medicazioni al pronto soccorso degli ospedali di Dolo e Mirano. La comitiva di studenti proveniva da Romentino, in provincia di Novara. Siamo nella Marca, oggi ergastolo per il killer di Adriano Armelin, il pensionato 83enne ucciso barbaramente 2 anni fa nella sua abitazione a Pieve di Soligo. Dopo andare alla pena dell'ergastolo con il colpito minimo per la durata dei mesi 2, oltre al pagamento delle spese processuali di mantenuti di casa. L'ergastolo perché sono state riconosciute 2 aggravanti. Una quella relativa alla finalità di rapina di cui a mio avviso non c'è traccia negli atti, e la seconda le sevizie e le crudeltà. La sentenza della Corte d'Assise di Treviso arriva alle 12:30. Mohamed Boumarouane, l'assassino reo confesso di Adriano Armelin, l'anziano ucciso il 25 marzo del 2022 nella sua casa a Pieve di Soligo, è condannato in primo grado all'ergastolo. Ergastolo con isolamento diurno di 2 mesi. Le attenuanti generiche considerate subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, che sono la tentata rapina e la crudeltà con cui l'uomo si è accanito sul corpo del povero pensionato ormai agonizzante a terra. Boumarouane arriva in aula alle 10:30, si trova in carcere a Santa Bona dal giorno del delitto. Lo sguardo fisso a terra, non una parola. Al pronunciamento della sentenza nessuna reazione, una stretta di mano con l'avvocato e il ritorno in cella. Te faremo appello, quello senza dubbio, ecco. Qualche speranza ce l'avevo già qui, ma ero abbastanza consapevole che insomma il fatto è stato troppo recepito in un certo modo e si è partiti dalla pena invece che dai fatti. La difesa punterà all'esclusione delle aggravanti, strategia che potrebbe ridurre la pena in appello fino ai 30 anni, che con il rito abbreviato richiesto ancora in fase preliminare potrebbero scendere a 20. Il marocchino, 37enne ubriaco e sotto l'effetto di droga, era entrato nella casa di Armelin 2 anni fa. Lo aveva legato mani e piedi e colpito lasciandolo agonizzante, per poi tornare in casa un'ora dopo per portare via l'uomo denaro e cibo. Tesi quest'ultima contestata dalla difesa, secondo la quale l'uomo non aveva soccorso l'anziano, ma nemmeno si era accanito contro di lui. Sono cataste di giurisprudenza della Cassazione per cui le sevizie e la crudeltà sono un'altra cosa, cioè sono l'inflizione di sofferenze palesemente eccentriche rispetto alla causazione della morte, il che, se qui si contesta di averlo ucciso a mani nude con più colpi, non si può far ridondare questo anche come sevizie e crudeltà. Boumarouane, poco dopo aver commesso il fatto, aveva inviato alla moglie e alla madre dei messaggi vocali nei quali aveva detto: ho fatto una cosa terribile. Gli scontri allo stadio Euganeo, ci sono nuovi provvedimenti contro gli ultra catanesi. Dopo gli 11 ultras arrestati cominciano ad arrivare i primi DASPO per i sostenitori catanesi, protagonisti dell'invasione di campo a Euganeo e degli scontri con la polizia martedì sera nell'intervallo della partita di andata di Coppa Italia contro il Padova. 17 i provvedimenti di divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, 7 sono della durata di 10 anni di cui 6 con obbligo di firma, 5 della durata di 5 anni di cui 4 con obbligo di firma per 3 anni e 5 della durata di 2 anni. A questi si aggiungono 12 fogli di via obbligatori
straordinari della durata di 4 anni. 3 degli ultras arrestati e colpiti dai Daspo sono stati coinvolti negli scontri del 2 febbraio del 2007 allo stadio Massimino di Catania durante il derby con il Palermo, quando fu ucciso l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. Si tratta di un 46enne, di un 41enne e di un 40enne con precedenti per droga e furto. I Daspo riguardano gli 11 arrestati e altri 6 catanesi che alla stazione ferroviaria di Padova martedì sera, mentre prendevano il treno dopo la partita, sono stati trovati con fumogeni, petardi e una bomba carta. Tra i daspati ci sono anche un 17enne e un 18enne, mentre un tifoso di 25 anni è stato denunciato e colpito da Daspo perché incastrato dalle telecamere e dal documento d'identità che gli era caduto in campo durante l'invasione ai Tafferugli. Tutti gli ultras arrestati hanno numerosi precedenti per rissa e reati da stadio e a vario titolo sono pregiudicati per associazione mafiosa, droga e rapina. Un Daspo di 10 anni riguarda ovviamente il 40enne che per primo ha scavalcato e aperto il cancello consentendo l'invasione di campo. Il questore di Padova sottolinea come sia necessaria una riflessione. Persone già condannate e recidive per comportamenti violenti dovrebbero essere interdetti dagli stadi a tempo indeterminato. Nel frattempo il giudice sportivo ha disposto che la prossima partita casalinga di ritorno tra Catania e Padova al Massimino si svolga a porte chiuse. La società Etnea è stata sanzionata con una multa di 10.000 euro e quella biancoscudata con 5.000 euro di multa. I tifosi del club padovano, a cui era stato rubato lo striscione dagli ultras catanesi, invece hanno riavuto il maltolto. Sanità: potenziare la sorveglianza contro la Dengue, implementare le bonifiche e formare il personale sanitario, fornendo indicazioni anche ai cittadini. C'è una nuova circolare del Ministero della Salute alla luce dell'aumento dei casi, al momento particolarmente grave nella regione delle Americhe, in vista dell'avvicinarsi della stagione di maggiore circolazione della zanzara tigre, previsti anche controlli nelle donazioni di sangue. Vertice sulla Via del Mare con le segreterie dei partiti, assenti Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia invece presente. La proposta: un ordine del giorno per aprire il dialogo con la Regione dopo l'attacco sulla sanità, nuovo tassello di Tosi nella corsa a Palazzo Balbi al 2025. A livello regionale c'è qualcuno che preferisce il conflitto al confronto e magari perde pure il confronto qualcuno a livello regionale, quindi meglio dialogare con i comuni, ma per un fatto di principio: la Regione è la regione dei comuni del Veneto, quindi deve dialogare con loro. Un attacco frontale alla Lega, più ancora diretto al presidente del Veneto Luca Zaia, quello del coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Sferzata che arriva direttamente dai banchi della sala consigliare del municipio di Silea in occasione del confronto organizzato dall'amministrazione per ribadire la compattezza dei cosiddetti sindaci ribelli sul progetto della Via del Mare. Convocati questa volta anche i rappresentanti delle segreterie di partito regionali e provinciali. Da qui la proposta del numero 1 degli Azzurri in Veneto. Propone in Consiglio regionale un ordine del giorno dove si chieda al Consiglio regionale di dare indicazione alla Giunta di non confliggere con i comuni attraverso le carte bollate, ma di sedersi a un tavolo con i sindaci e trovare una soluzione assieme. Inammissibile, commenta Tosi, che i sindaci che hanno chiesto di parlare con la Regione non abbiano ancora ottenuto un dialogo, e rincara la dose, ponendosi in netto contrasto con gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia, grandi assenti al tavolo di confronto. Giudico sbagliato non partecipare per appartenenza politica, perché i sindaci che sono ricorrenti sono di tutte le parti politiche e quindi è giusto che tutte le parti politiche si confrontino. Ci vuole il dialogo, non può essere che chi ha responsabilità politica dialoga per ricorsi a carte bollate. Ci si siede insieme ai comuni, l'opera si deve fare, ma la devi fare bene, senza impattare negativamente sui territori e con un piano finanziario che non può essere quello di 13 anni fa. Una presenza non di facciata, quella di Tosi, di Cristina Andretta e Fabio Chiesa al tavolo di Silea. Tripletta che fa intendere la chiara posizione del partito nel dibattito sulla Via del Mare, ma che ha riflessi e interessi che guardano in vista delle elezioni un po' più in là. Da governatore si comporterebbe in modo diverso? Io da sindaco, da parlamentare, da assessore regionale, da presidente dell'autostrada, in tutti i ruoli che ho avuto nella mia carriera politico-amministrativa, io ho sempre cercato il dialogo, ma è doveroso e rispettoso, non può essere che far pubbliche amministrazioni ti parli per carte bollate. Intanto a Bassano del Grappa la coalizione di centrodestra vara il sindaco, sarà Nicola Finco, supportato per ora da Lega, Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana e Italia Viva. Come dicevamo, la nave è salpata e al timone c'è Nicola Finco.
Batte una grande bandiera con i simboli della Lega, di Forza Italia, della rinata Democrazia Cristiana e di Italia Viva, confluita nella coalizione di centro nei giorni scorsi. La candidatura è ora ufficiale e si può partire con la campagna elettorale, anche perché le sfide sono tante e insidiose per tutti i protagonisti di questa regata bassanese che ci porterà il voto dell'8 e del 9 giugno. E forse, chissà, anche il ballottaggio. È una sfida importante che nasce soprattutto attraverso una condivisione di idee e di progettualità. Noi prima di mettere le persone abbiamo messo i progetti e le proposte per la città di Bassano del Grappa, abbiamo trovato un'affinità tra di noi e abbiamo deciso di partire con questo progetto, che è un progetto innovativo. La Lega è sempre un partito che guarda il territorio e dialoga con il territorio, con queste forze politiche abbiamo trovato una sinergia e abbiamo deciso di partire. Tante sono le proposte per far ritornare Bassano, città capofila di un intero territorio, e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo modo di parlarne direttamente con i bassanesi. Al primo posto per Finco e la sua coalizione viene la situazione in cui versa l'ospedale di Bassano e la qualità dell'offerta sanitaria per i cittadini del territorio, in linea con una riproposizione del ruolo di capoluogo che la città dovrà ricucirsi addosso nei prossimi anni. Ma c'è spazio nel programma per le grandi incompiute bassanesi, dal Tribunale a Santa Chiara, passando per il teatro e per i tanti temi caldi di questo ultimo periodo. Un programma da scrivere e costruire con la coalizione e con l'appoggio politico garantito dalla presenza in conferenza stampa del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Ci siamo, abbiamo presentato una candidatura forte, quella di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale. L'ho ringraziato in questa conferenza stampa perché Nicola fa una scelta di coraggio, sceglie di candidarsi sindaco della sua città da vicepresidente del Consiglio regionale, quindi rinunciando, possiamo dire, anche a un po' di prestigio e un po' di trattamento, ma sceglie di candidarsi e assumersi dei rischi, delle responsabilità penali, civili e contabili. E quindi quando uno fa una scelta di questo tipo va ringraziato e credo rappresenti anche un esempio di buona politica. Sul molo, a osservare con il binocolo la nave che veleggia verso giugno, rimane qualcuno, anche se è plausibile che ci sia ancora qualche altra cabina libera, e a far salire a bordo nuovi compagni di avventura si fa sempre tempo. Ma forse qualcuno preferirà munirsi di mezzi propri. Centrodestra schizofrenico alle comunali, se a Bassano Lega e Forza Italia sono unite contro Fratelli d'Italia, Vittorio Veneto, Carroccio e Meloniani potrebbero essere uniti contro la lista di Darè appoggiata dagli azzurri. A Monselice il terzo scenario, Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Lega. Abbiamo condiviso questo percorso con Fratelli d'Italia sapendo che Luca, che lo è il più forte candidato del centrodestra. A Monselice si possono considerare le elezioni, il primo turno come le primarie, dove chi va al ballottaggio, cioè Luca, cercherà poi l'appoggio degli altri del centrodestra per vincere al secondo turno. Ascolto dei territori, nessuna scelta calata dall'alto e un progetto che vede il centrodestra unito sì, ma dopo il primo turno, quando le prime somme ogni partito le avrà già fatte. A Monselice, dopo l'indiscrezione dei giorni scorsi e la discesa in campo ufficiale un mese fa della sindaca in carica Giorgia Bedin, Lega, il centrodestra si presenterà diviso, con Forza Italia che candida il suo segretario provinciale, attuale sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro, incassando il sostegno di Fratelli d'Italia. Così Flavio Tosi. Non è che si va solo con la Lega, solo con Fratelli d'Italia, tutti assieme necessariamente. Comune per comune, città per città si decide in base appunto a quelle che sono i nomi, le persone, perché a livello locale vale quello. Un appoggio convinto, quello di Fratelli d'Italia, spiega il coordinatore provinciale Enoch Soranzo. Ci siamo ritrovati molto sulle idee e la visione di Luca Callegaro, un uomo esperto, un sindaco, un amministratore esperto competente. Stiamo cercando di tenere sicuramente il centrodestra unito, lo faremo fino in fondo e ovunque, chiaramente rispettando anche le idee dei colleghi, degli alleati, e però tenendo sempre in primo piano l'interesse della comunità, della cittadinanza. Da 20 anni vive a Monselice, aggiunge Luca Callegaro, che lancia un appello alle forze civiche di centrodestra ancora indecise. Con Fratelli d'Italia la quadra c'è stata, con la Lega non era possibile.
Con la Lega abbiamo tentato, ma non si è riusciti a trovare una visione d'insieme, soprattutto su quelli che erano gli obiettivi da perseguire. Ci sarà modo comunque di ragionare ancora in futuro. Rivitalizzazione del centro storico, sanità e rilancio dell'ospedale di Schiavonia nel programma di Callegaro, che punta sull'ascolto della città con gli stati generali nei primi 6 mesi di mandato. Pubblicità tra poco.